Signore, ci inchiniamo davanti a te questa sera, davanti a questa parola meravigliosa, vivente, una parola che nutre le nostre anime, i nostri cuori, Signore. E vogliamo incontrarti in questa parola, vogliamo sentire la tua voce, vogliamo sentire le cose che ci vorrai ricordare e vediamo anche coloro che ci hanno eh, anticipato nel cammino della fede. Incontriamo questa sera l'esperienza dell'Apostolo Paolo, incontriamo i credenti di Filippi, incontriamo le loro tensioni, Signore, incontriamo la loro fede, Signore. Ecco, ci vogliamo identificare questa sera nel loro viaggio, nel loro cammino, Signore, per imparare da loro, imparare da te, Signore, come vivere la fede e come farla progredire nelle nostre vite. Pertanto ti chiediamo la guida del tuo Spirito e nel nome di Gesù che preghiamo. Un benvenuto allo studio del venerdì. Studiando insieme la lettera di Paolo ai Filippesi, vorrei iniziare questo studio con il versetto 12 del capitolo 1. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. È una lettera che indirizza alla gioia, tanto per ricordarci qualcosa eh, degli elementi introduttivi. È una lettera che è indirizzata alla gioia ed è una lettera di amicizia, cioè di relazione. Ci insegna le relazioni, l'amicizia. E se si è amici, si condivide, ci si apre agli altri, si spera nella crescita e lo sviluppo dell'altro, si protegge l'altro, ci si impegna a garantire un sostegno, ci si interessa, si fa in modo di essere presenti nella vita e nei bisogni dell'altro. Infatti Paolo dice: desidero che voi sappiate. C'è questa forte consapevolezza di condivisione. L'Apostolo in questa sezione del capitolo 1, che a breve leggeremo, condivide la sua vita non tanto quella che riguarda la sfera privata, già i credenti di Filippi sapevano che era in prigione, piuttosto come il Vangelo e la sua diffusione non sia stato impedito dalle circostanze. Il Vangelo non si arresta mai, anche quando la nostra libertà è privata. La Chiesa, i credenti, come lo erano quelli di Filippi, sono un luogo di condivisione per testimoniare gli effetti del Vangelo sulla propria vita e le sue immancabili trasformazioni. Desidero che voi sappiate. Desidero condividere con voi il mio cammino. Credo che sia un modo per rassicurare gli animi di coloro che versano in analoghe difficoltà, come quelle dell'Apostolo, affinché si prenda coscienza che tutto ciò che accade non sfugge al controllo di Dio e che favorisce altri sviluppi. Per questo vorrei condividere con voi alcuni versetti, dal versetto 12 fino al 21. Come dicevo prima, desidero che voi sappiate. E poi l'Apostolo Paolo aggiunge una parola: fratelli, che quando mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato nella difesa del Vangelo. Ma quelli annunciano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunciato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. So infatti che ciò tornerà a mia salvezza mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno.
cosa parlare? Cioè, di cosa parlerà l'Apostolo? Di chi parlare? Questa è una delle sezioni più lunghe dell'Epistola di Paolo, dove lui parla molto di sé, si racconta in qualche modo. Ed è un racconto in prima persona. Infatti, abbiamo incontrato, desidero, mi è accaduto, sono in carcere per Cristo, dalle mie catene, di questo mi rallegro. L'Apostolo dà molto spazio a questa condivisione della sua esperienza, del suo cammino. Allora, la prima osservazione che possiamo fare è che pur parlando in prima persona, come spesso accade anche a noi, non parla di sé, delle sue difficoltà, dei suoi lamenti, delle cose che gli mancano. Spesso noi facciamo così, della sua perdita di libertà individuale, come lo determina il carcere, anche perché i credenti di Filippi già lo sapevano che era in prigione, ma quanto come la sua vita era completamente assorbita dalla sua chiamata al servizio per Dio. Questo è quello che ci interessa e quello che lui vuole comunicare. Le difficoltà che aveva incontrato avrebbero contribuito a far progredire l'avanzamento del Vangelo in contesti come la prigionia. E adesso lo vedremo fra un po'. Quando siamo in una prova, la domanda più spontanea che ci viene da fare è il perché delle cose che ci accadono. La prima cosa diciamo, ma perché è accaduto questo? Senza trovare a volte risposte. Piuttosto utilizzare un altro termine per uscire da certe condizioni. Come posso affrontare questa situazione, questa difficoltà? Cosa sta accadendo nel frattempo in questa difficoltà che sto incontrando? Cioè, Dio dove sta? È nella mia situazione? Nella mia prova? Cosa sta facendo il Signore attraverso questa prova, questa difficoltà? Cosa sta facendo Dio attraverso questa situazione? E allora Paolo ce lo dice. Paolo ci dice cosa sta accadendo. Versetti 13 e 14, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. E da chiedersi, allora, come vediamo noi le difficoltà? Sono solo delle difficoltà o possono essere delle opportunità? L'Apostolo ha riscontrato due benefici. Versetto 13, l'abbiamo letto, i carcerieri e le sue guardie del pretorio e tutti gli altri, non sappiamo chi sono, però sono tutti gli altri, quindi ci sono i carcerieri, le guardie del pretorio, tutti gli altri sono stati resi consapevoli di Cristo. Sanno che cosa sta facendo Paolo lì e il motivo perché è in carcere. Versetto 14 abbiamo un'altra indicazione. I credenti di Roma ebbero più coraggio per divulgare il Vangelo in contesti ostili. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, abbiamo letto nel versetto 14, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Quello che incoraggia in questa vicenda è che il Vangelo, questo è il nostro punto di riflessione stasera, l'Evangelo avanza dentro e fuori la prigione. Cioè sia dentro la prigione che fuori dalla prigione il Vangelo avanza. Dentro c'è l'Apostolo che rende noto ai carcerieri, lì ci sono i carcerieri dentro al carcere, se no chi li guarda? Quindi i carcerieri, le guardie del pretorio e tutti gli altri del Vangelo e dei suoi benefici. Fuori invece c'è il popolo di Dio che viene incoraggiato ad essere intraprendente. È scritto che hanno avuto più ardire nell'annunziare l'Evangelo. Ardire significa avere coraggio. Una persona ardita è una persona coraggiosa, è una persona che osa, che rischia. Cioè questi credenti hanno accresciuto il loro coraggio, il loro vigore nel testimoniare. È un termine che si usa anche nel campo militare, nella circostanza in cui si affronta il nemico, si dice in campo aperto. Quindi
uno che si butta, come si dice, di fronte al nemico senza avere problemi di perdere la propria vita. Quindi l'Apostolo Paolo sta dicendo, questi credenti, vedendo me che sono in carcere, hanno detto, caspita, se Paolo l'Apostolo sta lì in carcere per l'Evangelo, anche noi dobbiamo darci da fare, anche noi dobbiamo in modo ardito diffondere l'Evangelo. Il suo avanzamento, in un qualche modo, non viene ostacolato da catene, da mura, da recinzioni, da celle. La sua potenza e il suo effetto non sono sottoposti a queste leggi che invece privano la nostra libertà. Desidero che voi sappiate. Capita anche a noi che qualcuno ci dica una frase simile, perché siamo rattristati da una notizia che riceviamo da quella persona, da quel fratello, da quella sorella, e dovremmo prepararci a consolare chi ce la dice. Invece si può imparare dall'esperienza dell'Apostolo che si può maggiormente consolare quando si è nella prova. Cioè chi è nella prova ha la capacità di consolare di più chi non lo è, in qualche modo. È un paradosso, ma è così. È ammirevole quando la nostra fede fa un ulteriore passo di maturità in questa direzione, che ottempera agli scopi e la realizzazione del piano di Dio nella nostra vita. Quali sono le nostre passioni? Quali sono i nostri desideri? Lì troveremmo anche il nostro cuore. Quello dell'Apostolo era il progresso dell'Evangelo, che non ha catene e che non è sottoposto ad altre restrizioni. Cosa ha contribuito quella particolare situazione nella nostra vita? Credo che ognuno di noi abbiamo attraversato difficoltà, impedimenti, cambi di programmi. L'Apostolo ci insegna a leggere la vita in funzione degli scopi di Dio, non dei nostri. Le avversità sono affrontate in una maniera diversa, come spesso le affrontiamo noi nel momento in cui Cristo e il Vangelo sono al primo posto, così da integrare anche i suoi amici in questo progetto. Personalmente potrei dire molto su questa situazione. Potrei dire che le avversità capitano e a volte sono molto dure, difficili da comprendere, ma il Signore ci ha almeno concesso di parlare di Lui, di testimoniare con quelle forze nelle avversità che erano sue, non nostre, che si può sperare anche quando tutto è complicato. Desidero che voi sappiate, è un messaggio di speranza a coloro che sono in difficoltà, nelle prove. Desidero che voi sappiate che Dio è nella tua vita, come lo è stato nella vita dell'Apostolo Paolo. Desidero che voi sappiate che quando si è nella tempesta, il Signore è il Signore della tempesta e sa anche tramutare quel momento in quiete, come abbiamo visto nei Vangeli con i suoi discepoli. Desidero che lo sappiate, perché potrà capitare anche a te una difficoltà e poter sapere che si potrà affrontare. Non è scontato chiamare i nostri amici, quelli che hanno creduto, fratelli e sorelle. È un grande privilegio quando diciamo a un fratello o una sorella questo nome, perché ha un grande significato, un grande valore. Versetto 12. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Fratelli e sorelle, è significativo dirlo e affermarlo tra amici che credono in Dio, perché se si è fratelli o sorelle, significa che abbiamo anche un padre e soprattutto possiamo sperimentare una figliolanza assicurata dall'opera di Cristo e realizzata alla croce. Andiamo in Galati, in un'altra lettera di Paolo, al capitolo 4, versetti da 4 a 6. E l'Apostolo dice così a questa Chiesa, a questi credenti, a questi fratelli e sorelle nella fede. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba, che significa Padre. Quindi
quando Paolo nomina questa parola, fratelli, non sta solo chiamando Salvatore o qualcun altro, ma sta dicendo che quella persona è stata redenta, salvata, glorificata, messa da parte dal Dio Padre per mezzo di suo Figlio, da potergli dire papà. Chi siamo e cosa siamo diventati? Quale spazio abbiamo nel cuore di Dio e quale interesse ha per noi, facendoci sperimentare l'adozione, che è uno status di appartenenza a Lui e una relazione con Lui, potendo gridare papà. Si grida anche in cerca di aiuto e di sostegno, si grida nelle avversità, assicurati dalla presenza dello Spirito del Figlio suo, come abbiamo letto in Galati. Come valuta l'Apostolo ciò che è accaduto? A cosa ha contribuito? Ecco, facciamoci alcune domande. Quale bilancio potrà fare? L'Apostolo inserisce anche il sentimento della gioia laddove non ci dovrebbe essere. Inserisce il favorire, quindi avere un vantaggio quando si dovrebbe avere una perdita, perché è in carcere. La sua libertà, che è un bene più prezioso che ogni uomo e donna ha. Ecco le sue considerazioni. Versetti 13 e 14, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo, e la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. L'Apostolo è una risorsa per i non credenti ed è una risorsa per i credenti. Una luce che brilla in una realtà di uomini e donne ove può annunciare il lieto messaggio del Vangelo e può rinforzare anche la fede di coloro che credono. Lui ha una parola appropriata per tutti quelli del pretorio e tutti gli altri, e queste persone sanno che l'Apostolo Paolo non è in prigione per un crimine commesso, ma solo perché crede in Dio. Hanno compreso che è in prigione per una questione religiosa. È divenuto noto che sono in catene per Cristo. Si può e si deve andare in prigione per un crimine, per un reato commesso che prevede la reclusione, ma non si dovrebbe andare in prigione perché si crede. Ancora oggi nel mondo ci sono tanti innocenti che non sono in carcere per aver commesso dei reati, ma solo perché credono. Pensando alla Chiesa perseguitata in modo particolare, pensando alle notizie che sappiamo. Chissà quante notizie non sappiamo su questo argomento. Allora, come incoraggiare i nostri fratelli e sorelle che sono nella stessa condizione dell'Apostolo? Solo potendo dire di avere coraggio e fidarsi di Dio fino alla fine. Non abbiamo tante altre cose da dire, ma possiamo dire a queste persone in preghiera, o se potessimo incontrarle, fidati di Dio, anche quando la tua libertà, la tua vita è messa in discussione. L'Apostolo ha una parola per quelli del pretorio. Il pretorio era il palazzo del governatore, ove le guardie pretoriane in turni di 4 ore vigilavano H24 l'Apostolo. Quindi ho fatto un calcolo, ogni giorno c'erano 6 guardie diverse. E per una settimana chissà quante guardie ha incontrato. Pertanto Paolo ha parlato a tutti quelli del pretorio, tutti quanti, tutti quelli che montavano di servizio avevano una parola. E cosa vedevano quando vigilavano sull'Apostolo Paolo? Vedevano le lettere che scriveva alle chiese, vedeva le persone che incontravano, che venivano da lui, vedevano le persone che andavano via da lui e andavano tutte edificate. E allora quale crimine aveva commesso? Solo perché credeva. Accadeva che tante persone visitavano l'Apostolo, osservavano che l'Apostolo scriveva, che informava, che aveva consulenze, che si impegnava a parlare con le persone, che le consolava. Ma che grande testimonianza! Tutto il pretorio lo sapeva, perché tutti avevano visto la stessa cosa. Allora si può rendere nota al pretorio e a tutti gli altri, dice il testo, la nostra fede, e nella circostanza dell'Apostolo che era in catene per Cristo. Si può trionfare anche quando si pensa di non poterlo sperimentare. E se andiamo ai saluti finali, troviamo una casa,
quella di Cesare, significa che a livello istituzionale ci sono state delle ricadute positive della sua presenza a Roma che hanno determinato il progresso del Vangelo. Andiamo al capitolo 4 e vediamo questo particolare che riguarda la casa di Cesare, versetti 21 a 23. Stiamo nei saluti. Salutate ognuno dei santi in Cristo Gesù. I fratelli che sono con me vi salutano. Tutti i santi vi salutano, e specialmente quelli della casa di Cesare. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con lo spirito vostro. Nella casa di Cesare ci dovrebbero essere solo servi di Cesare, ritenuto anche una divinità, perché gli imperatori si ritenevano una divinità. Il Signore invece diventa il Signore di quella casa, se ci sono i credenti dentro. Salutate i fratelli, salutate quelli specialmente della casa di Cesare. Significa che laddove c'era una divinità pagana, adesso ci sono i figli di Dio. Perciò il lavoro dell'Apostolo Paolo è un lavoro radicale. Se all'interno di quella casa ci sono credenti, significa che Cesare non è più il Signore di quella casa. È una riconquista del creato, è una riconquista di spazi che vengono resi sacri dalla presenza dei credenti. L'Apostolo sta portando i saluti anche a coloro che hanno scelto dentro la casa di Cesare di essere sottomessi ad un altro Signore che si chiama Gesù. Per i Filippesi e nella loro città, che era considerata una piccola Roma, se ricordiamo le note introduttive, significava incoraggiarli a resistere e a ricordarsi che il Signore è al di sopra di altri signori che si ritengono tali. Il Vangelo penetra nel cuore della vita politica di Roma. Abbiamo detto, come punto di riflessione per questa sera, è che l'Evangelo avanza dentro e fuori il carcere. E possiamo usare anche di più, avanza all'interno delle istituzioni dell'impero romano. Dentro c'è l'apostolo che rende noto ai carcerieri, le guardie ed altri del pretorio del Vangelo e dei suoi benefici. Fuori c'è il popolo di Dio che viene incoraggiato ad essere intraprendente. È scritto che hanno avuto più ardire nell'annunziare l'Evangelo. Infatti, rileggendo un po' il versetto 14, dice così: e la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. I fratelli che sono a Roma, quelli della casa di Cesare, la maggioranza di loro è incoraggiata da ciò che avviene in carcere attraverso le sue catene. L'impegno di uno ha condizionato un popolo, una città, un'istituzione. L'impegno di uno. Sembra che parlano di più le nostre circostanze che quello che diciamo con la nostra bocca. Cioè, parla più la nostra vita, che fa le stesse cose che facevamo prima, ma parla più la nostra vita quanto le nostre parole. Sembra che conti non tanto la nostra libertà, come era auspicabile per l'Apostolo per evangelizzare. Tutti avremmo voluto avere un Apostolo Paolo senza impedimenti, diciamo la verità, avrebbe fatto di più, sarebbe andato in altri posti, sarebbe entrato in altre città. Ma il Signore si serve di alcune circostanze nella nostra vita per far comunque continuare il suo lavoro attraverso le nostre vite. Si può riflettere allora sul come viviamo le situazioni difficili nelle quali siamo e come le leggiamo, interpretando in questo modo sempre di più le nostre vocazioni. Allora si comprende il senso della gioia espressa al versetto 8. Cosa dirà lui? Parte con una domanda. Scusate, versetto 18. Parte con questa domanda. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia e con sincerità, Cristo è annunziato, di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Allora le nostre vite possono incoraggiare quelle degli altri, in
particolare, essi hanno avuto più ardire nell'annunziare senza paura. Chi è in una difficoltà testimonia che Dio è ancora lì, nella sua difficoltà, offrendo coraggio a chi sta nella stessa condizione. Cosa stava accadendo alla Roma, la città di Roma, nel 60 d.C.? Chi era l'imperatore di turno? Si chiamava un certo Nerone, che conosciamo tutti dalla storia. E la sua follia era ormai arrivata al culmine. Pensate che cosa ha fatto Nerone, lo abbiamo letto anche nei libri di storia. E l'ultimo suo divertimento, possiamo chiamarlo così, era ad andare contro i credenti. La direzione del suo interesse era verso la Chiesa e verso gli impegni evangelistici della Chiesa. L'Apostolo li incoraggia per il semplice fatto che l'Evangelo non potrà mai essere incatenato perché lui ne è un esempio. Lui sta in carcere, è privato della sua libertà, ma l'Evangelo progredisce. In che modo avanza l'Evangelo? Non solo dentro il carcere e fuori dal carcere. Questi sono i due elementi che questa sera abbiamo voluto tenere in tensione, ma anche per altri motivi che potrebbero sorprenderci. Cioè ci sono altri motivi che in qualche modo vengono detti in questo testo che ci potrebbero anche sorprendere. Andiamo a vedere i versetti da 15 a 18, l'ultima sezione della riflessione di questa sera. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Ma quelli annunciano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità. Cristo è annunziato e di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Come si fa? Mi sono chiesto, una domanda che mi sono posto io. Come si fa a predicare Cristo anche per invidia e rivalità? Ovvero, come possono coesistere l'invidia e la rivalità in un progetto così glorioso, così santo, così unico? Come mai l'Apostolo cambia repentinamente argomento? Aveva appena finito di parlare dei benefici della diffusione del Vangelo dentro e fuori del carcere, della gioia che si era determinata nel suo cuore. Qualcuno si era rallegrato che l'Apostolo fosse in prigione evangelizzando in modo più aggressivo, sistematico, pensando di fargli un torto. A che livello siamo arrivati, in un certo senso? Come si fa ad essere generosi nelle parole e nei sentimenti verso qualcuno che invece bisognerebbe inveire? Allora l'Apostolo conclude questo passaggio con le seguenti parole. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Allora, il tentativo per rileggere questi versetti potrebbe essere mettere insieme il 15 e il 18 per conoscere più da vicino queste persone e leggere poi il 15 e il 16 per conoscerne altre, ovvero quelli che annunciano il Vangelo non con rivalità, non con invidia, ma con amore. Questa è la differenza. Allora, attraverso questo punto di osservazione che ci fa un po' riflettere, troviamo ancora il senso, il contenuto, la qualità del Vangelo. Il Vangelo va annunciato con amore. Quante volte Gesù, incontrando le folle, si è seduto vicino a loro e ha parlato in parabole. Era proprio non solo un modo per far riflettere le persone, ma era ancora un modo per comunicare questo Evangelo con amore. Alcuni annunciano Cristo per far soffrire l'Apostolo, altri annunciano Cristo perché amano. Alcuni si danno da fare per sopperire quel vuoto che si era creato con il suo arresto e altri ne approfittano per dargli dolore. Questo è quello che Paolo sta dicendo. Mentre c'è qualcuno che riempie quel vuoto che si è determinato col mio arresto sono persone che amano
Altri invece dicono: ti sta bene che sta in galera. Perciò pensano di dargli un dolore. Allora, chi sono loro che predicano Cristo con invidia e rivalità? Sicuramente sono persone che non amano e se lo fanno cercano altri risultati, cioè se evangelizzano, cercano altri risultati che non hanno niente a che fare con il servizio, con l'amore, lavorando solo per se stessi e per il loro perverso ego. Sono dei falsi maestri e sono persone che non avranno una eredità celeste. Sono persone che cercano lo scontro e niente più, perché si rivelano invidiosi e con spirito di rivalità. Prima Timoteo capitolo 6 versetti da 3 a 6. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore, nostro Gesù Cristo, e alla sua dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno. La pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Sono persone, quelle che scritte in Timoteo, che portano quella radice che abbiamo visto anche in queste persone, che per invidia o per altri motivi predicano il Vangelo. Qualcuno ha scritto che la gelosia è una delle espressioni più vili, cioè più basse, che l'umanità decaduta a causa del peccato possa esprimere. Perciò è anche un modo nostro per pensare alla gelosia come qualcosa da allontanarla nella nostra vita. Immagino che vedessero la prigione di Paolo come una giusta condanna di Dio, quello che noi diciamo spesso con ti sta bene. In realtà si sono costituiti due gruppi di persone che si sono definiti in relazione a quelle catene, coloro che sono stati appena descritti e altri che agiscono per amore verso Dio e verso l'Apostolo. In fin dei conti, la prigione che l'Apostolo sta sperimentando è voluta da Dio. Lo ha detto lui. Filippesi 1,7 ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti, che tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Pertanto questi amici, quelli che amano, sono quelli che si impegnano a colmare quel vuoto che l'Apostolo aveva determinato. Anche se questo amico è stato ferito, gli è stata tolta la libertà di agire, sta comunque facendo il suo lavoro e i suoi amici lo fanno per lui, con lui e alla gloria di Dio. Solo se si ama Dio, solo se si ama Dio si agisce così e con queste coordinate. Si sostiene il debole e si assicura agli altri ciò che non riesce a fare il debole. Se si ama, si legge ciò che accade intorno a noi in un'altra chiave di lettura. Che importa? Versetto 18. Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunciato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Cosa impariamo da questa lettura? Impariamo diverse cose, ho cercato di raccoglierle in sintesi, ma chiaramente si possono ampliare e discutere ancora. Impariamo prima di tutto l'interesse che i filippesi avevano per l'Apostolo e le loro preoccupazioni per la sua condizione. Una relazione di fratellanza è una relazione di interesse l'uno verso l'altro. Impariamo, secondo aspetto, come comunicare a coloro che sono preoccupati per noi. L'Apostolo lascia conoscere ciò che conta nel raccontarsi. Non parla tanto di sé, ma parla di quello che il Signore sta facendo nella sua vita. Terzo aspetto, impariamo a conoscere il cuore e la mente di Paolo e da cosa sono nutriti. Perché se curiamo la mente, il cuore con il Signore, con la relazione con Dio, con la sua parola, con la preghiera, ragioniamo un po' come ragiona Lui. Impariamo, altro aspetto, a vedere come osserva i suoi oppositori.
impariamo ad essere suoi imitatori, impariamo a riconoscere Dio al di sopra di ogni circostanza. La casa di Cesare non è più di Cesare, ma è del Signore, e quella casa è dei figli del Re. Impariamo a trasformare le difficoltà in opportunità. Questo è quello che abbiamo visto. Cioè, sono persone che entrano e che escono dal carcere. Trasformare le difficoltà in opportunità. Impariamo ad amare gli altri come Dio ci ha amati. Ed è questo era l'amore per il Vangelo che avevano questi credenti. Impariamo che il passato e il nostro presente possono essere letti in una maniera nuova e rinnovata. Vorrei concludere con lo stesso versetto con il quale abbiamo iniziato. Versetto 12 dice così: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso dell'Evangelo. In un certo senso non si è perso tempo. La chiave di lettura anche per la nostra è solo una. Ciò che mi è accaduto, cosa ha determinato? Allora siamo chiamati ad un'indagine degli accadimenti per cercare di capire ciò che Dio sta facendo attraverso le nostre circostanze. Che il Signore ci benedica.